Amici ben ritrovati, buone feste a tutti, buon Natale. Fra poche ore scoccherà il 25 dicembre 2019 e abbiamo il piacere di iniziare il nostro tour, la nostra nuova edizione della Via dei Presepi da Valdobbiadene. Siamo all'interno della monumentale Villa dei Cedri, siamo in compagnia di Maurizio Ruggero che ci presenta la 10ª edizione del Presepe Artistico di Valdobbiadene. Sì, quest'anno una grande festa, abbiamo iniziato il 14 dicembre, sabato, con un musical organizzato in collaborazione con Vittoria Eventi e altre associazioni vittoriesi, Fileo, Ali Estese, con la collaborazione del Comune di Valdobbiadene che ci ha sostenuto anche finanziariamente. Per questo diciamo che è stato veramente un grande sforzo sia a livello artistico che anche economico, perché è stato uno spettacolo che ha coinvolto diversi attori, ballerini, cantanti, ci sono stati anche proiezioni video, quindi un apparato tecnologico che notevole, che ha comportato anche delle spese. Il Comune ci ha sostenuto, è stato sensibile, ha creduto in noi e abbiamo fatto una bella serata. Era doveroso per il 10° anniversario del Presepe. Festeggiare in grande stile il 10° anniversario. In questi 10 anni tante persone si sono avvicinate a questa bella tradizione di Valdobbiadene e faremo una serata con il sindaco e con tutti i collaboratori che in questi anni hanno contribuito alla realizzazione del Presepe. Ci sarà una consegna delle pergamene. Il Presepe di quest'anno ha come titolo La voce dei ricordi, la voce del tempo, quindi si sentiranno delle voci che non ci sono più, quelle degli zattieri, quelle del nonno che racconta una storia al suo nipotino, quindi voci di un tempo, voci che dovrebbero tornare a riscaldare il nostro cuore, soprattutto così noi possiamo festeggiare veramente il Natale. Ecco, cerchiamo di recuperare anche i valori belli di un tempo e attraverso questo nostro Presepe vogliamo lanciare proprio questo messaggio. Maurizio, sappiamo che trovare volontari è sempre difficoltoso, quindi gli orari potrebbero subire qualche variazione. Chi possiamo contattare per venirvi a visitare? Potete contattare direttamente me al mio numero di telefono. Il Presepe è aperto fino al 2 febbraio, si può visitare la mattina e il pomeriggio, quindi la mattina dalle 10 a mezzogiorno e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Nel caso dovesse essere chiuso la mattina per turni di lavoro, sarà sicuramente aperto il pomeriggio. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Da Valdobbiadene abbiamo visto il nuovo la 10ª edizione del Presepe Artistico di Valdobbiadene. Fra pochi minuti scoccherà e suoneranno le campane. Natale sta arrivando, qui dietro abbiamo tutti gli amici che ci sono venuti a visitare e vi auguriamo buone feste. Auguri e buon Natale a tutti. Buone feste. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne.